Italia che forza, Gaiani sa la luce. C'era una volta un massaro muricano. Allora, oggi vi facciamo vedere come si fa la cipolla arrostita di Giatatana. Allora, gli ingredienti sono cipolla, origano, peperoncino e olio extravergine di oliva. Allora, prendiamo 2 cipolle e le mettiamo nel forno a 200 gradi, normalmente un forno in pietra. Per circa 20-25 minuti. Facce di vero vuoto, crepo maroro sfatto, dimmi cosa t'ho fatto che non mi guardi. Allora, dopo prendiamo le nostre cipolle. Se non mi pinno tutto mi pinnerò. Rosa respigiti, roso annefizio, dolce delizio di gioventù. E non mi dire radio, e non mi dire brutto, se non mi pinno tutto mi pinnerò. Lo facciamo a pezzettini un po' grossi. Pinno dopo acqua picanna, tutti quasi mamma. E non mi dire radio, e non mi dire Un po' di peperoncino, non mi pinno tutto mi pinnerò. dell'origano, un po' di sale e dell'olio extravergine di oliva. Il piatto è pronto. E non mi dire l'ario, e non mi dire brutto, se no mi pinno tutto mi pinnerò.